Benvenuti a Mitreo e dintorni, il podcast realizzato nell'ambito dei progetti Mitreo tra storia e leggenda e 13ª edizione di Duino e Book, Tempus e Dax Rerum, sostenuti dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, un viaggio tra storia, cultura, turismo e identità del territorio di Duino a Orisina, raccontato attraverso le voci di giornalisti, comunicatori, divulgatori e protagonisti della vita culturale. Io sono Linda Simeone e vi accompagnerò alla scoperta di luoghi, storie e prospettive che rendono questo territorio unico. Ma iniziamo subito con in cuffia Furio Baldassi, che è presidente dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia. Ciao Furio, buongiorno, ben arrivato. Ciao, buongiorno a voi. Allora, io inizierei subito quindi con le domande di rito. Senti, se io ti dico Duino Orisina, qual è la prima immagine che ti viene in mente? La prima immagine che mi viene in mente è quella della Baia di Sistiana, perché io sono molto attaccato al mare, mi piace moltissimo, quindi diciamo che l'immagine iconica, come del resto anche il castello di Duino e le zone circostanti. Questo non toglie che ho un grande affetto anche per la zona di Prepotto, che è una zona di grandi coltivatori, di grandi viticoltori, di grandi prodotti, soprattutto dell'eccellenza. Quindi effettivamente alla curiosa caratteristica, direi unica caratteristica, di essere un territorio che in un ristrettissimo numero di chilometri riesce a ospitare una serie di unicum, direi assolutamente pazzeschi, perché è una zona che in pochissimi anni è riuscita a crearsi una solida popolarità anche a livello nazionale per le cose che produce. Senti, qual è il tuo legame personale o professionale con questo territorio? Ma io l'ho sempre seguito, sia quando facevo il capocronista al piccolo, sia per altri motivi. Ci sono sempre passato perché è una zona che francamente mi piace frequentare. Ho un bellissimo ricordo, forse uno dei miei ricordi più belli di cronista, quando credo nell'84, comunque o giù di lì, venne in visita a Duino, proprio il Collegio del Mondo Unito, il presidente l'ora re Carlo, re Carlo d'Inghilterra, allora principe, perché lui era uno dei grandissimi soci finanziatori, mentori del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, e si rivelò una persona veramente molto semplice, perché io non so come feci, ma riuscì a introdurmi nel gruppo che stava girando con Carlo, e riuscì addirittura a scambiare 2 parole con lui. Persona veramente molto simpatica, molto piacevole. Ecco, ho un bellissimo ricordo di quella cosa là, ma ci sarebbero tantissime cose di cui potrei parlare del territorio, perché ribadisco, è un posto dove vado sempre volentieri, direi quasi un posto dell'anima, perché la bellezza è al di là di ogni discussione, ecco. Assolutamente. E senti, dal punto di vista proprio della comunicazione, no? Da giornalista, quanto è importante raccontare e valorizzare questi luoghi che spesso sono anche poco conosciuti? Ma guarda, io mi faccio un punto d'orgoglio di essere stato forse uno dei primi a raccontare il nostro territorio sotto questo profilo, perché sono convinto, lo sono sempre stato e lo sarò sempre, che la provincia di Trieste tout court, ma anche le piccole realtà dell'altipiano, rappresentano una cosa che ai più è ancora quasi sconosciuta. Stiamo vivendo, è vero, un momento di grande crescita del turismo, per fortuna si stanno avvicinando tante persone che non sospettavano che qui da noi ci potesse essere tanta bellezza a tutti i livelli, però si può fare ancora molto di più, perché quando le persone vengono, ecco, anche nelle zone più defilate, vanno per esempio, che ne so, a Sgonico piuttosto che a Prepotto, piuttosto che a Malchina o da altre parti, e trovano realtà come le ospizie, trovano realtà come le aziende vinicole, le aziende di formaggi, le altre caratteristiche proprio più esiziali, più importanti della zona, ecco, sono tutti veramente sorpresi perché non avrebbero mai potuto pensare che un così ristretto numero di chilometri ci potessero essere tante eccellenze, tante cose belle. Senti, e se tu dovessi costruirmi un weekend ideale a Duino Orisina, che cos'è che non dovrebbe mancare? Dov'è che ci porteresti?
Sicuramente per un, come diciamo noi in dialetto, per un touch in baia, indifferente se è sotto Duino o a Sistiana, tanto sono belle entrambe. Ma poi soprattutto nella zona di Propotto a visitare quelle grotte naturali, se mi passi il termine, che sono le cantine dei grandi produttori della zona, perché i grandi produttori della zona non solo fanno vini eccellenti che ormai da anni sono ai vertici delle classifiche nazionali, ma hanno anche costruito negli anni delle strutture assolutamente incredibili. Cioè ci sono delle cantine, dico quella di Scher piuttosto che quella di Zineris, piuttosto che quella di Cante, ma anche quella di Scherli, che sono costruite nella dura roccia calcica, che scendono nel ventre della terra come se fossero gironi danteschi, che ti fanno fare delle esperienze visive oltre che gustative veramente, veramente straordinarie. Quindi sicuramente una visita in quelle parti ci vuole, perché se è bello per esempio andare a visitare la Grotta Gigante, che è unica nel suo, sicuramente lo è altrettanto andare a visitare, non faccio torti ma dico uno tra tanti, quella di Beniamino Zidaric, in cui non solo hai la bellezza dell'ambiente ma hai anche un assaggio di non meno valore. Assolutamente. Senti, e se dovessi così lasciarci un invito, un pensiero per i nostri ascoltatori, che cosa è che gli diresti assolutamente di portare o addirittura di non portare? Ma di portare curiosità, di portare semplicità, di non andare lì con pensieri prevenuti, perché la nostra zona è tutta una scoperta quotidiana, una scoperta che ti porta a vedere cose che non avresti mai immaginato. Io lo dico da persona nata, cresciuta, vissuta sempre qui nell'area, però è un pensiero comune questo, ed è un pensiero che vedo con piacere prende anche le persone che mi sono trovato ad accompagnare, persone di fuori che mi sono trovato ad accompagnare nel nostro territorio, a visitare i posti più importanti, ad assaggiare i nostri prodotti. Sono persone che escono da qui sconvolte per la bellezza da un certo punto di vista, per la qualità dall'altra, ma soprattutto per il fatto che tanta bellezza, tanta qualità non siano patrimonio di tutti, siano ancora relativamente conosciute. Mm-hmm. Senti, un pranzo, una cena, dove ci consiglieresti di andare? O soprattutto che cosa che si mangia qua nel territorio di caratteristico? Ma guarda, nel territorio di caratteristico si mangia di tutto. Io dico sempre che la nostra è una zona, come in tutti i casi, una zona assolutamente atipica, perché siamo una zona di mare, un territorio fondamentalmente di mare, sì, certo anche di collina, di carso, però fondamentalmente di mare, dove la cucina dominante è a base di carne. Già questo è una cosa che dovrebbe far pensare. Certo si mangia anche il pesce molto bene, però se parli con un triestino, con un carsolino, con uno di Duino Risina o dei paesi limitrofi, tutti ti diranno vabbè però il prosciutto crudo, vabbè però la carne, vabbè però il goulash. Cioè abbiamo questa tradizione veramente radicata, proprio pluricentenaria, che ci porta a preferire certi prodotti. Dopo, per carità, non dimentichiamoci che abbiamo quel grande patrimonio che è costituito dagli allevamenti di cozze, per esempio sulla nostra costa, che arrivano fino al pescatore e oltre, dei prodotti tra l'altro di eccellente qualità. Abbiamo del pesce anche in questo caso unico, perché i sardoni barcolani, che si continuano a voler etichettare come alici, non sono alici, cioè sì, fanno parte della famiglia, ma sono un prodotto completamente differente da quello che per esempio si trova, per dire, nel Tirreno. Cioè, siamo di fronte a tutta una serie di contraddizioni, però siamo di fronte a tutta una serie di unicità. Non ci sono molti posti anche in giro per il nostro paese, che pure è un vivaio, è un tesoretto assoluto dell'enogastronomia mondiale, in cui ti può capitare di andare come da noi in una piccola azienda, anche in una famiglia qualche volta, che ti fa assaggiare il suo prosciutto, il suo formaggio, quel poco di vino che produce. Cioè, sono cose veramente, veramente particolari, e sto parlando degli Osmiz, perché credo che
se porti le persone da fuori, a me almeno è capitato sempre così, le devi portare nei posti più tradizionali, soprattutto più unici, e gli Smith fanno impazzire tutti, perché non dicono ma che bello, ma come, ma qua, ma là, ma il cortile, ma la mamma che ti porta qualche volta gli gnocchi, qualche volta il prosciutto, qualche volta altre cose, però ecco, diventano tutti matti. Vabbè, poi per carità ci sono anche i ristoranti di qualità che non mancano né nella provincia né tantomeno nel Casso e nell'area di Duino Risina di cui stiamo parlando adesso. Assolutamente, Furio, grazie, non mi resta che ringraziarti perché ci hai fatto fare un meraviglioso viaggio all'interno di questo splendido territorio e veramente è stato come proprio essere dentro, assolutamente. Io ringrazio voi e spero, come un unico pensiero mio, che venga condiviso da quante più persone possibili. Assolutamente sì. Quindi ancora un grazie a Furio Baldassi per essere stato qui con noi e grazie anche ai nostri amici a casa per averci seguito. Questo era il Mitreo e dintorni, il podcast realizzato nell'ambito dei progetti Mitreo tra storia e leggenda e 13ª edizione di Duino ebook Tempus e Dax Rerum. Se questa puntata vi è piaciuta, continuate a seguirci per scoprire nuove storie, nuovi ospiti e nuove prospettive dedicate a questo meraviglioso territorio. Da Linda Simeone è tutto, alla prossima puntata. Ciao Furio, grazie. Ciao, grazie a voi.